Ladri in casa, non c'è pace nella Marca, decine di colpi anche ieri sera da Cornuda a Mogliano Veneto, da Volpago del Montello a Monastier, paura e rabbia, danni e razzie. La storia delle vittime, coniugi faccia a faccia con il ladro a Monastier. Pensavo che mio marito morisse, dice una signora a Mogliano, 90enne, sotto shock mette in fuga 4 uomini incappucciati. Dopo l'episodio di Rovigo cresce tra la gente la voglia di armarsi contro i banditi. L'avvocato Crea, ecco cosa prevede la legge sulla legittima difesa. Il presidente di Furti in Corso dice attenzione a rischio Far West. Una prima aggressione violenta a Pieve del Grappa, poi la vendetta dei rivali a Bassano, minacce con coltello, botte e umiliazioni tra giovanissimi, tutto ripreso col cellulare, 8 minorenni denunciati. Tragedia a Fontanelle, anziano 87enne cade con il deambulatore, forse colta da malore, scivola nel canale Piavesella e muore annegata. La Procura Generale rinuncia all'appello contro la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta, con il no anche dello stesso Turetta si chiude la vicenda processuale. A Pedarobbe i funerali della 18enne morta nel sonno in casa davanti alla chiesa, un corteo di moto, la mamma ricorda la bontà di Chiara, voleva aiutare gli altri e dice agli amici seguite il suo esempio. Regionali, gli sfidanti di centrodestra e centrosinistra questa mattina tu per tu con industriali e veneti, intanto oggi primo pomeriggio serata Salvini a Treviso. Treviso lancia la quarta edizione di We Run for Women, la corsa benefica voluta dalla Questura per tenere i riflettori accesi contro la violenza di genere. Da domani e per ogni venerdì alle 13.30 e alle 20.10 su Antena 3 appuntamento imperdibile in vista dell'apertura della mostra evento di Treviso da Picasso a Van Gogh. Marco Goldin svela la storia dei capolavori a Santa Caterina. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque un'ampia pagina di cronache in apertura e c'è ancora una volta il bollettino di guerra, chiamiamolo così ormai, dei furti in casa. Un'altra serata da dimenticare con decine di abitazioni colpite davvero in tutta la Marca. Io ho preso tanta paura, tanta, perché ho sentito mio marito urlare e non era un urlo solito. Ho detto, sto qua sta morendo, cosa pensi? Un urlo e il terrore che travolge la famiglia Moro nell'abitazione di Pralongo a Monastier. Marito e moglie sono in casa, sono circa le 18. Il marito sale nella zona notte per controllare un termostato quando si trova faccia a faccia con un uomo incappucciato. Ce lo siamo trovato dentro, mio marito, se l'ho trovato davanti. Poteva reagire e far del male a suo marito? Più che altro mio marito è cardiopatico. Bene, dobbiamo dire che è andata bene? Dobbiamo dire così? È arrabbiata. Tanto. Lui è scappato perché non mi ha affrontato, le scampa. Il malvivente per introdursi in casa ha appoggiato la scala utilizzata dal signor Renato per potare gli alberi, con un trapano a mano ha forato la finestra di un bagno, ha girato tra le camere da letto fino all'arrivo del padrone di casa. Mi ha preso un po' di scatole portagioie, ma mi ha portato via un cassettino del Comò, che è un Comò vecchio rimesso a posto. Cosa c'era nel cassettino? Non ricordo bene tutto, ma un biglietto scritto da mia figlia per la festa della mamma. E dispiace? Sì, perché me l'ero messo via. A quel punto il malvivente si è chiuso a chiave in bagno ed è scappato dalla stessa finestra da cui era entrato. Le è venuto giù per la finestra, ha fatto un salto grande. Là le cascava per terra perché aveva trovato una fedina e dopo l'ha saltata a siepe e poi i campi. Un incubo per questa coppia che fatica ora a riprendere la vita di sempre. Notte non ho chiuso occhio, ho dovuto prendere, adesso ho preso una tachipirina, sono rimasta forse, non so... Sotto shock. Pochi chilometri più in là, a San Cipriano di Roncade, in viale Trento Trieste, almeno 4 le abitazioni prese di mira, probabilmente da chi aveva agito a Monastier. Anche qui, per introdursi in una villetta, hanno usato un trapano a mano. Hanno fatto un disastro, racconta il proprietario, parlando di quello che i malviventi hanno lasciato dietro di sé. Stanza a soqquadro e nel bottino, ancora una volta, sono finiti i ricordi, gioielli appartenuti alla madre, venuta a mancare qualche tempo fa, della padrona di casa. Dolore che si aggiunge ad altro dolore. Quello stesso senso di insicurezza che vive la famiglia che abita in affitto in una villetta poco distante da qui. Ladri in azione all'imbrunire, dopo aver forzato una porta finestra sul retro, hanno svuotato cassetti e armadi alla ricerca di gioielli. A sparire per sempre oggetti in oro appartenuti alla nonna e alla bisnonna, oltre agli orecchini della figlioletta di 5 anni. Il danno maggiore è che tutto quello che avevano hanno preso tutto l'oro, danni fisici no, psicologici rimane
no? Quell'ombra nera. Immagino che la signora insomma aveva tutte le sue cose e adesso non le ha. Non tornano più. Sempre nella stessa serata, ma stavolta a Mogliano, diversi colpi segnalati. Nella frazione di Marocco, furto in un'abitazione di via Martiri Belfiore, mentre i proprietari sono a cena fuori. In pieno centro, invece, intorno alle 18:45, 4 uomini con il volto coperto da una calza si sono introdotti in una villetta di via Pavan. All'interno un'anziana di 90 anni. Gli uomini, ripresi dalle telecamere dell'abitazione, dopo aver scavalcato il cancello, hanno tentato di forzare un infisso. Attirata dal rumore, l'anziana ha aperto la finestra e si è trovata faccia a faccia con un uomo che prima le ha chiesto scusa, poi è scappato con gli altri complici a bordo di un'auto nera. Difficile davvero contare tutte le segnalazioni e rendere conto di tutte le segnalazioni dei furti commessi nella serata di ieri, davvero a macchia di leopardo in tutta la Marca, e cresce la voglia di armarsi. Sono delle squadre molto organizzate che arrivano e continuano a far furti ma proprio uno dopo l'altro o anche contemporaneamente, quindi a questo punto possiamo anche pensare e capire che sono organizzatissime, forse da una cima di qualcuno che comanda questo movimento. Un bollettino di guerra, almeno una ventina, i furti nella Marca tra il tardo pomeriggio e la sera, contando solo quelli che sono stati segnalati sulle tante pagine Facebook, ad iniziare da furti in corso. Un elenco lunghissimo di colpi tentati o andati a segno. A San Vendemiano, in via Garibaldi, località Fossa Merla, ladri forzano un infisso dell'appartamento al primo piano di un condominio tra le 16 e le 17, mentre la padrona di casa è fuori per recuperare il figlio all'asilo. Alla fine desistono, forse alla vista del sistema d'allarme. A Volpago, in via Fragiocondo, siamo a Selva, malviventi forzano la doppia finestra di un bagno sul retro della casa, mentre la ragazza che vi abita è all'interno, è proprio lei a metterli in fuga. Sempre a Volpago, intorno alle 17:30, è un rumore ad allertare una signora che sta lavorando al PC alla scrivania di casa. Ho sentito fischiare appena fuori dalla finestra e sono corsa fuori, però non c'era più nessuno. La stessa cosa mi è successa lunedì. Mi affaccio alla finestra per chiudere il balcone, nel momento in cui apro la finestra sento di nuovo lo stesso fischio. Quello stesso fischio avvertito da alcuni vicini prima che venisse messo a segno un furto. Non è un vivere bene, siamo tutti quanti impauriti, viviamo con l'ansia, con l'angoscia, perché la cosa che spaventa di più è che purtroppo entrano anche se ci sono le persone a casa. E ancora a Giavera, all'ora di cena, battuta dai ladri via Carretta. In diversi episodi i ladri agiscono silenziosamente nonostante la presenza in casa dei proprietari, praticano un foro sulla finestra o poggiano al muro una scala trovata in giardino. Ma l'elenco continua a Cornuda, Quinto di Treviso, Castelfranco, in viale Italia e viale Cabotto. Talmente tante segnalazioni che lo stesso Cristian Demma fatica non poco a visionare. Insieme a questi messaggi decine, quelli di cittadini pronti ad armarsi per proteggersi. Che continuano a scrivermi: come posso comprare un'arma, hai il nome di un'armeria, tu che hai fatto tanti anni di tirasegno, dimmi come fare, eccetera. Cioè c'è una situazione un po' fuori controllo di questa situazione delle armi, perché avere un'arma in casa è molto molto pericoloso e molto importante. C'è un rischio di Far West? Ma c'è un rischio di Far West. Una richiesta di difesa cresciuta nelle ultime ore dopo la notizia che l'anziano che a Grignano nel Rodigino ha sparato ad un ladro ferendolo alla gamba non è stato indagato grazie a quanto previsto dalla legge sulla legittima difesa. Ma Demma avverte: ogni situazione va analizzata nel suo contesto, sbagliato generalizzare. Non è che da oggi in poi si può andare a sparare a tutti quelli che arrivano in casa comprando un'arma in qualsiasi armeria. Se ci rubano l'arma devo avere problemi per incauta custodia d'arma e poi anche il peso della coscienza se quell'arma venisse un giorno usata per un delitto. Allora, Francesca Bozza faceva riferimento ovviamente al caso di Grignano Polesine che abbiamo raccontato in questi giorni e quindi a quanto si sta dicendo anche politicamente in queste ore sulla legge sulla legittima difesa con le novità introdotte nel 2018. Con un esperto del settore penale come l'avvocato Fabio Crea facciamo un po' di chiarezza con questo servizio. La norma, quando è stata modificata qualche anno fa, individua una presunzione di legittima difesa all'interno della propria abitazione. Però c'è sempre un limite e il limite è quello di non eccedere la proporzionalità. Significa che se la persona che entra all'interno dell'abitazione non minaccia, non svolge degli atti né di violenza né di minaccia nei confronti delle persone che abitano all'interno dell'abitazione o solo banalmente
appena entrate fuggono, l'eventuale uso dell'arma potrebbe essere considerato sproporzionato. Proporzionalità, questa è la parola chiave quando si parla di legittima difesa in base alla normativa introdotta qualche anno fa. È l'avvocato Fabio Crea a fare chiarezza dopo la vicenda di Grignano nel Rodigino, dove un 68enne ha sparato al ladro entrato nel giardino della sua abitazione ferendolo ad una gamba. L'anziano non risulta indagato proprio per quanto previsto dalla normativa sulla legittima difesa del 2018. Credo che ci fosse un'assoluta proporzione tra l'utilizzo dell'arma e l'ingresso all'interno dell'abitazione, in coerenza con quello che è l'articolo 52 del Codice Penale. Un episodio che fa crescere tra i cittadini la voglia di armarsi per difendersi dai ladri che violano la propria abitazione, ma è necessario analizzare ogni caso a sé. Se uno entra in casa e non ha un'arma, io posso agire per primo? Si può agire per primo se la persona viene minacciata o viene aggredita o ritiene di poter rischiare la propria incolumità, la propria o dei propri cari. Allora in quel caso, proprio in virtù di questa presunzione di legittima difesa all'interno della propria abitazione, si potrebbe operare la scriminante della legittima difesa. Se invece il ladro che entra all'interno dell'abitazione, accortosi della presenza degli abitanti, scappa via e quindi ha un comportamento non minaccioso né violento, un eventuale colpo di pistola potrebbe essere considerato sproporzionato. Fin qui si parla di difesa della propria persona e dei propri cari, diverso quando si parla di difesa dei propri beni. Si innesta in questo caso una sproporzione di beni giuridici, nel senso che se viene per evitare la sottrazione di un bene patrimoniale si uccide una persona, questo viene considerata una sproporzione tra beni giuridici, anche se è avvenuta all'interno della propria abitazione. Quindi la proporzione e la scriminante della legittima difesa opera solo se la violenza e la minaccia viene effettuata nei confronti della propria persona o dei propri cari. Questo è dunque importante la chiarezza su questa legge, un po' davvero per tutti. Non è stata una legittima difesa ma una vera e propria vendetta, invece parliamo di quanto accaduto tra Pieve del Grappa e Bassano, davvero una vicenda sconcertante perché ci sono di mezzo 8 giovanissimi minorenni denunciati, alcuni hanno anche 13 anni. Prima un raid, poi una vendetta, botte, umiliazioni e ovviamente tutto filmato con i cellulari. Era destinata all'escalation, la spirale di violenza interrotta dai carabinieri di Treviso, con protagonisti dei giovanissimi, tutti di età compresa fra i 13 e i 15 anni, residenti tra la pedemontana trevigiana e l'area bassanese. Poco più che bambini, hanno inscenato una faida fatta di botte, umiliazioni, vendette reciproche, ma andiamo con ordine. È il 26 ottobre quando nel parco comunale di Pieve del Grappa un 14enne sotto la minaccia di un coltello viene condotto da 3 coetanei in una zona appartata. È qui che scatta la violenza, calci, pugni, testate. L'aggressore in particolare è un 13enne, gli altri 2 amici fanno da palo e filmano con il cellulare la scena. Il giorno dopo è il 27 ottobre, la nuova imboscata, cambia la location, siamo in via Travettore a Bassano del Grappa. 5 conoscenti del ragazzino picchiato 24 ore prima convocano per un chiarimento il 13enne che da aguzzino diventa a sua volta vittima. Prima lo accerchiano, poi lo minacciano svuotandogli le tasche, schiaffi, sputi, offese, anche in questo caso ripresi con lo smartphone, ma quello che sembra un trofeo da esibire sui social diventa un oggetto schiacciante di prova man mano che quelle sequenze passano di cellulare in cellulare. In 8 vengono identificati e deferiti all'autorità giudiziaria minorile, le accuse vanno dalla rapina aggravata alle percosse. Sta di fatto che spesso e volentieri vengono sì deferiti al tribunale dei minori, ma nel giro di poche ore poi vengono rilasciati. Quindi forse bisogna inasprire le pene anche per i minorenni, perché a questo punto oggi Bassano ha il problema legato ai minorenni che ne combinano di tutti i colori. Proprio a Bassano la prossima settimana ci sarà un comitato ordine pubblico con prefetto e questore. E questa questione dei minorenni del baby gang ovviamente la porterò alla loro attenzione, perché insomma è un fenomeno che va sicuramente represso sul nascere per evitare che poi questi ragazzini diventino dei veri e propri delinquenti in futuro. Sullo sfondo le aggressioni al centro studi della scorsa settimana, simili le modalità, non si esclude che possano esserci delle relazioni con i fatti di Pieve del Grappa e di via Travettore, insomma una guerra fra bande.
Le difficoltà ce le abbiamo anche in centro storico con questi gruppetti di Maranza, che anche questi sono tutti identificati, anche questi più volte deferiti al Tribunale dei minori, che poi anche di fronte ad accoltellamenti li ha rilasciati. Quindi penso che al di là del problema sicurezza delle forze dell'ordine ci vuole veramente un inasprimento delle pene. Sulla stessa linea evidentemente da un sindaco all'altro, il sindaco di Treviso Mario Conte, il nostro Cristian Arboit è ancora a Treviso, l'avete visto nel telegiornale del Veneto, eroicamente a bloccare il ministro Matteo Salvini in diretta durante il telegiornale del Veneto per un'intervista proprio in diretta. Fra poco parleremo di Salvini che era a Treviso in queste ore, ma adesso è con il sindaco di Treviso perché c'è da commentare a proposito dei minori. Abbiamo raccontato ieri il maxi sconto di pena per 4 dei minorenni accusati del delitto di via Castelmenardo. Il ricordo di quanto accaduto è ancora forte in città. Cristian. Sì, buonasera Nicola, anche da parte di Francesco Ceronna che sta curando la parte tecnica. Maxi sconto di pena che consente a questi 4 ragazzini, a questi soggetti minorenni di essere messi alla prova, quindi di evitare altre misure più gravi e restrittive della libertà personale. È chiaramente un passaggio che fa discutere ed è un passaggio, sindaco Mario Conte, lei ha incontrato poco fa il ministro Salvini e ha avuto un incontro velocissimo anche con il prefetto Sidotti, è un passaggio questo che lei non vuole far passare sotto silenzio, diciamo che è abbastanza esterrefatto. Insomma, ci ricordiamo tutti i giorni in cui è successa quella tragedia, ahimè, che ha visto anche perdere la vita a un ragazzo. Treviso si sono accesi i riflettori sul tema delle baby gang, del disagio giovanile, sindaco sotto accusa e tutte le questioni che poi si sono susseguite. Ha perso la vita un ragazzo, ci sono dei responsabili, grande lavoro delle forze dell'ordine. I titoli del giornale di oggi sono maxi sconto di pena. Io credo che andando avanti di questo passo non riusciremo a risolvere certamente il problema della legalità e della sicurezza nelle nostre città, ma sarà sempre peggio perché c'è un senso di impunità che viene confermato poi da queste sentenze e da queste situazioni che vedono i responsabili di un omicidio godere di un maxi sconto di pena. Io penso quanto stabilito dal GUP la indigna, mi pare di capire, dal GUP di Mestre. Ovviamente sono aspetti anche tecnici, quindi mi riservo di capire le motivazioni, non è la mia materia e non voglio entrare su temi che non sono di mia competenza, ma da cittadino dico che coloro che sono i responsabili di un omicidio io li vorrei vedere in galera, francamente, e non godere di maxi sconti per godere di chissà quale beneficio. Non c'è nessun beneficio da godere, devono andare in galera e lì inizieranno un percorso di recupero per un domani, fra tanti anni, poter essere reinseriti nella nostra società. Però se noi continuiamo di questo passo, il senso di impunità prevale su ogni altro ragionamento e quindi sono francamente dispiaciuto perché poi si continua a puntare il dito nei confronti del sindaco, delle forze dell'ordine, si parla di baby gang, vengono distorti i dati sulle baby gang, poi quando le forze dell'ordine individuano i responsabili, questi non pagano. Quindi la pronuncia del GUP arriva in giorni caldi per Treviso, perché nei giorni scorsi la classifica del Sole 24 Ore sulla sicurezza delle città ha certificato come nella Marca trevigiana ci sia un'altissima incidenza di reati compiuti da minori e che la Marca trevigiana, non solo città, tutta la provincia, abbia un primato a livello nazionale, quindi circa 10 denunce, arresti su 100 riguardano minorenni. Sì, però dobbiamo spiegare ai telespettatori che ci stanno guardando che la provincia di Treviso, dati ufficiali alla mano, resta saldamente tra le 3 province più sicure a livello nazionale. Quindi c'è un numero di reati molto minore rispetto alla stragrande maggioranza delle altre città d'Italia. In questo numero inferiore di reati c'è una grande incidenza dei giovani denunciati. Significa che c'è una grande reazione da parte delle istituzioni, delle forze dell'ordine che individuano i responsabili e li denunciano. Quindi questo non va letto in chiave negativa. Ovvio
che noi preferiremo che non fosse mai successo nulla. È altrettanto vero che a Treviso e in provincia di Treviso, quando succede qualcosa, c'è una risposta delle istituzioni, c'è un grande lavoro delle forze dell'ordine che porta ad un elevato numero di denunce. In questo caso molti dei denunciati sono minorenni, quindi anche lì è un dato che va analizzato, dobbiamo lavorare sulla cultura del rispetto a partire dai piccolissimi, responsabilizzare i genitori, però scusatemi, parlare di Treviso come capitale delle baby gang lo trovo scorretto e soprattutto è una disinformazione nei confronti dei cittadini. Con lei non ci sta, grazie Mario Conte, torneremo poi qui a parlare dell'incontro con Matteo Salvini. Per il momento è tutto, con Francesco Cerona Nicola ti restituisco la linea. Grazie Cristiana Boez, grazie anche al sindaco. Invece si chiude la fase processuale, tutta la vicenda processuale del delitto del femminicidio di Giulia Cecchettin. È arrivata una decisione importante della Procura Generale. Dopo Filippo Turetta, anche la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia ha rinunciato a ricorrere in appello alla sentenza di primo grado che lo ha condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin. La prima udienza del processo di secondo grado, che a questo punto non si celebrerà mai, era stata fissata il 14 novembre. La rinuncia all'appello anche della Procura di Venezia, che chiude definitivamente la vicenda giudiziaria, è stata comunicata agli avvocati della famiglia Cecchettin, Nicodemo Gentile, Stefano Tigani e Piero Coluccio, che l'hanno definita coerente, giusta e pienamente condivisibile. Filippo Turetta era già stato condannato al massimo della pena e la sua rinuncia all'appello rende definitiva la sentenza di primo grado, cristallizzando senza più margini di dubbio, secondo gli avvocati, la sussistenza dell'aggravante della premeditazione tra le circostanze più gravi e subdole previste dal nostro ordinamento. Un aggravante che, secondo i legali, assume un significato ancora più drammatico in una vicenda omicidiaria caratterizzata di fatto da motivi abietti, arcaici e spregevoli, espressione di una visione distorta del legame affettivo e di un'idea di possesso che nulla ha a che fare con l'amore e il rispetto. La famiglia Cecchettin, hanno dichiarato gli avvocati all'ANSA, ha affrontato ogni fase del processo con dolore profondo, ma anche con straordinaria dignità. Oggi sente l'esigenza di voltare pagina, anzi di trasformare quel dolore in consapevolezza, affinché la società, a partire dai più giovani, possa riconoscere, prevenire e contrastare le radici profonde della violenza di genere. Tragedia nel primo pomeriggio a Fontanelle, una donna di 87 anni, Natalina Lucchese, residente nella zona, è stata trovata esanime nelle acque del canale Piavesella nel tratto tra Via della Vittoria e Via Bormia. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpo in acqua e hanno allertato i soccorsi. Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza che hanno recuperato il cadavere e i carabinieri di Fontanelle. Secondo la prima ricostruzione, l'anziana stava passeggiando con il deambulatore quando ha improvvisamente perso l'equilibrio, finendo in acqua. Le ciabatte della donna sono state trovate a pochi metri. Secondo i militari l'episodio sarebbe dunque riconducibile a un incidente. La salma su disposizione della Procura è stata già messa a disposizione della famiglia della anziana. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora cronaca e politica nel nostro telegiornale. Rieccoci in diretta del telegiornale di Treviso. È stato un pomeriggio difficile, di grande commozione a Pederobba. L'ultimo saluto a Chiara Zardo, la 18enne morta nel sonno in casa. All'arrivo in chiesa il rombo delle moto ad accompagnare Chiara Zardo nel suo ultimo viaggio. In tanti hanno voluto stringersi alla famiglia per l'addio alla 18enne di Pederobba, trovata morta nel suo letto la mattina del 25 ottobre. La parrocchiale, con appeso fuori lo striscione degli amici, non ha potuto accogliere tutti coloro che hanno voluto salutare per l'ultima volta questa ragazza dai bellissimi occhi blu, ricordata per la sua bontà ed altruismo. A molti ragazzi, amici di Chiara, si è rivolto il parroco Don Lino Bertollo nell'omelia. Portatela nel vostro cuore, perché così portate nel vostro cuore il suo desiderio, che diventa così il vostro desiderio, disseminare nel mondo il bene. Una ragazza, Chiara, che pur nella sua breve vita ha lasciato il segno nei tanti amici che le hanno voluto bene. Non ti dimenticheremo mai e se dovremo vivere ancora 100 anni continueremo a parlare di te ovunque cammineremo. Non ti dirò addio, ma semplicemente ciao Chiara.
Poi le parole toccanti di mamma Elisa affidate a Don Lino, che raccontano il grande cuore di Chiara, il suo altruismo, la sua capacità di vedere gli altri, di capire quando qualcuno aveva bisogno, il suo desiderio di rendersi utili, che aveva concretizzato superando il concorso per diventare operatrice sociosanitaria. Voleva lavorare con le persone con disabilità, prendersi cura delle persone più fragili. Era fiera di questa scelta. La sentiva profondamente sua. Proprio per questo i familiari hanno deciso di devolvere le offerte alla casa di Carla, residenza per persone con disabilità, dove Chiara avrebbe voluto fare il tirocinio. E mamma invita i giovani a portare avanti il suo sogno e a non dimenticarla. Dentro questo dolore così grande c'è anche qualcosa che resta. La sua bontà d'animo, la sua luce, i suoi occhi meravigliosi e quel modo unico che aveva di vedere la vita con semplicità, con profondità, con amore. Ciao Chiara, continua a ballare tra gli angeli, libera come ti è sempre piaciuto essere, ti ameremo per sempre, la tua mamma. All'uscita del feretro l'ultimo saluto degli amici è con la musica techno che tanto piaceva a Chiara. Sabato alle 15 invece alla casa funeraria Trevisin di Villorba le esequie del professor Luciano Mellone, morto ieri a 82 anni, che per quasi 20 anni è stato anima del biscottificio in pigiama allestito nel reparto di pediatria dell'ospedale Ca' Foncello, iniziativa che stava cercando di riattivare nella nuova cittadella della salute dopo la sua sospensione nel 2023. Dunque sabato alle 15 l'addio al professor Mellone, scomparso ieri a 82 anni. Torniamo a Treviso, torniamo alla politica. Abbiamo visto prima Christian Arboit con Mario Conte, era a Treviso proprio per intervistare, lo ha fatto in diretta nel nostro telegiornale di Treviso, Matteo Salvini, che è in tour in Veneto in questi 2 giorni. Oggi ha toccato Verona tra le varie città e Treviso, più domani sarà nel Vicentino a Cassola e non solo. Un ministro e segretario federale della Lega che ha parlato di tante tematiche, ovviamente molte le domande sulla politica e ovviamente sul voto alle regionali. Sentiamo cosa ha detto al microfono proprio di Christian Arboit. Non vedo l'ora che arrivi il giorno del voto, poi con Alberto Stefani stiamo già ragionando della squadra, del tanto lavoro da fare. Ovviamente è complicato arrivare dopo Zaia, ma Alberto ha fatto il sindaco, sta facendo il parlamentare, è dirigente della Lega da tanto, ha le idee chiare e Treviso è un modello di sviluppo, di crescita, di buona amministrazione. L'obiettivo è continuare a governare, come da 15 anni a questa parte, e quindi certo poi i miei avversari sono a sinistra, non sono mai in casa o nel centrodestra, sicuramente aver la soddisfazione non dei sondaggi, leggo i sondaggi che danno la Lega prima e Stefano in vantaggio, però i sondaggi mi interessano poco, mi interessa il parere vero dei cittadini, anche di quelli che non votano. Avete dovuto rinunciare a Zaia, oggi la pronuncia della consulta che mette una pietra tombale anche su Federiga e Fugatti, il divieto di terzo mandato anche per le province e le regioni autonome. E così è una pietra tombale. Secondo me è un errore, perché è una limitazione della scelta dei cittadini. L'abbiamo detto tante volte, non solo l'abbiamo detto, l'abbiamo proposto 4 volte in Parlamento come Lega e per 4 volte gli altri partiti ci hanno detto no. Secondo me è una limitazione di scelta a Treviso, a Trento, a Trieste. Detto questo, Zaia non andrà in pensione, anzi Zaia ha scelto di essere capolista e sarà valorizzato in regione e poi se vorrà anche a Roma. Intanto chiede il voto dei veneti per stare in Veneto e continuare a dare una mano ai veneti. Poi nell'anno prossimo e negli anni prossimi valuterà lui insieme a me che cosa preferirà fare, però adesso per serietà è governatore in carica, ha portato in Veneto le Olimpiadi, significa lavoro, cantieri, sviluppo, sarà eletto in Consiglio regionale, penso potrà chiedere avere un ruolo in Consiglio regionale e poi nel 2026, nel 2027 insieme io e lui, come abbiamo fatto in questi anni, valuteremo cosa fare.
Insomma, rispunta un probabile futuro romano per Zaia, intanto il futuro prossimo è quello del voto e i due sfidanti di centrodestra e centrosinistra, e cioè Alberto Stefani e Giovanni Manildo, si sono ritrovati a tu per tu oggi con gli industriali del Veneto. Attualmente siamo sostanzialmente alla piena occupazione, ma soprattutto mancano quelle risorse umane che abbiano una formazione di tipo tecnico. Secondo il presidente di Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini, la valorizzazione dei giovani attraverso un incontro mirato tra domanda e offerta di lavoro è una delle priorità della prossima giunta regionale. Più in generale, nell'Auditorium Cesare De Michelis dell'M9 di Mestre, l'Associazione degli Industriali ha sottoposto 22 strategie chiave per lo sviluppo della regione ai candidati presidente del centrodestra e del centrosinistra, Alberto Stefani e Giovanni Manildo. Le imprese stanno soffrendo. Parlo di burocrazia, parlo del tema delle infrastrutture, parlo del tema di politiche abitative e parlo del tema energia. Anche se non è di competenza regionale, noi vogliamo sottolineare l'importanza di affrontare questa tematica. Alberto Stefani, candidato presidente del centrodestra, ha proposto tra i primi provvedimenti un tavolo anti-sburocratizzazione e non solo. Garantire l'attrattività delle imprese, garantire la possibilità per i più giovani di rimanere all'interno di questo territorio. Noi abbiamo lanciato l'iniziativa Ecosistema 2530 per permettere dottorati industriali, una forte sinergia con il mondo dell'università e dall'altra parte anche una forte attenzione alla formazione tecnica e professionale. Giovanni Manildo, candidato presidente del centrosinistra, propone un cambiamento di sistema. È necessario fare un nuovo patto per uno sviluppo del Veneto che parte dalle infrastrutture ma che guardi anche a quali possono essere le capacità di sviluppo, perché abbiamo un indice di produttività al di sotto della media nazionale, perdiamo molti giovani, dobbiamo attrarre investimenti. Per questo ho proposto l'idea di fare prima della fine della campagna elettorale un momento fondativo di ripensare lo sviluppo economico in Veneto. Il Veneto è una regione in crisi o una regione che rischia la crisi? È una regione, non mi piace parlare di crisi, quindi direi che rischia la crisi e rischia più che altro una marginalizzazione. È chiaro che economicamente parlando è una regione dove ci sono imprese molto importanti. Adesso siamo in un momento in cui, lo sappiamo tutti, i cambiamenti non solo si avvicendano ma sono sempre più repentini e veloci, e questo può mettere un po' in crisi appunto anche un sistema rodato. Ancora la politica, torniamo a parlare però di violenza giovanile, abbiamo parlato a lungo in questo telegiornale. Per Luca Bonariggo, candidato di Volte Europa, occorre puntare sull'educazione digitale. Per invece Iuri del Movimento Resistere serve potenziamento dell'educazione civica. Entrambi erano ospiti della nostra prima edizione questa mattina. Le scuole purtroppo sono quelle che sono, e io dico veramente purtroppo, perché comunque la scuola è fondamentale. Dopodiché però anche i social devono essere gestite meglio. Non può Facebook e Instagram fare o far vedere quello che fanno vedere, perché purtroppo diamo ragione dopo a questi ragazzi appunto che vanno e si preparano con i telefonini a filmare ciò che fanno, ma siamo proprio arrivati al limite, cioè tu non puoi andare a filmare mentre comunque con un quattordicenne, come abbiamo detto prima, viene pestato o comunque gli viene fatto tutto ciò che viene fatto, cioè non è possibile, i social vanno gestiti, comunque bisogna dopo agire e non ha importanza se sono minorenni o maggiorenni, vanno affrontati per quello che sono e per quello che hanno fatto. Questi avvenimenti sono sempre successi, la differenza è che una volta non si sapevano, non si filmavano, non venivano esposti come vengono esposti i ragazzi, che vivono una dimensione molto diversa da quella che vivevano una volta. Il collegamento via internet, il fatto che la vita sia sempre portata in diretta e che ci siano esempi di questa cosa sui social, è palese, cioè loro ripetono quello che vedono. Se i genitori poi fanno la stessa cosa, non possiamo pretendere che i figli facciano cose diverse. Purtroppo è un lavoro che deve essere fatto sui territori, nelle scuole, e deve essere fatto anche con i genitori. La sanità, sciopero alle porte di Treviso questa mattina per i dipendenti del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 2 iscritti alla CGIL per dire no alle rotazioni e per chiedere maggior rispetto per la professione. Sentiamo. Noi chiediamo che venga subito annullato questo regolamento di rotazione dei tecnici della prevenzione. Questo vuol dire, primo, non ottimizzare le risorse, perché quando io impiego denaro,
corsi di formazione, cerco di specializzare il personale e butto via quella specializzazione, vado a creare un immobilismo nel tempo dei servizi. La misura della rotazione, introdotta un paio di mesi fa, lascia i lavoratori del comparto sicurezza dell'ULSS 2 profondamente scontenti dell'applicazione, tanto che si sono mossi arrivando fino alle alte cariche dello Stato. Noi siamo arrivati fino dal prefetto per cercare di trovare anche un accordo con l'azienda rispetto a questo regolamento che viene fatto in nome dell'anticorruzione. In realtà la legge sull'anticorruzione prevede la rotazione appunto per evitare meccanismi corruttivi, ma del personale dirigente. In questo caso non si capisce perché il personale dirigente e i coordinatori non sono assolutamente coinvolti nella rotazione, viene coinvolto solo il personale tecnico. Ma secondo i sindacati, inoltre, le misure anticorruttive sono già in atto e quindi inspiegabile quello che sta accadendo. I tecnici non possono uscire da soli, escono in coppia. Okay. Le coppie cambiano, ruotano, non si va mai fuori con la stessa persona e ruotano anche all'interno del territorio. Quindi se uno segue il distretto di Asolo, magari poi farà Treviso, ecco, si cambia. Quindi ci sono già dei meccanismi messi in atto nel tempo. Pertanto non è plausibile questa cosa e lascia ancora più perplesso che è l'unica figura in tutta l'ULSS su cui si attua un regolamento di rotazione. Un provvedimento che interessa 68 lavoratori e che ha visto un turnover negli ultimi 5 anni di almeno 40. La tensione tra i sindacati e l'azienda è palpabile. La CGIL chiede più dialogo e rispetto. Perché credo che un'amministrazione pubblica nella sua complessità, che ha 7.000 rotti dipendenti e forse è l'azienda più grossa del territorio, dovrebbe fare molta attenzione. Chiedo e credo che il direttore generale, e non solo il direttore generale, debba provare a pensare di fare un passo indietro, rimettersi intorno a un tavolo e riaprire la discussione. Nessun passo indietro da parte del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che non lascia spazio a dubbi. Si continuerà sulla strada intrapresa perché dice c'è l'approvazione dell'autorità nazionale anticorruzione. Sentiamo le parole di Benazzi. Noi rispondiamo che abbiamo fatto un regolamento che poi abbiamo avuto anche, come dire, il benestare dell'ANAC, per cui andiamo avanti. Il regolamento della rotazione ci dà la possibilità di ruotare le persone, quindi affiancare, far crescere dei giovani e dare delle risposte più veloci ed efficaci. Per quanto riguarda la dirigenza, ricordo che abbiamo fatto il regolamento per i veterinari, quindi anche i veterinari che sono dei dirigenti avranno il principio della rotazione. Poi per quanto riguarda lo SPISA, i dirigenti SPISA, intanto sono pochi i medici chiaramente specialisti per quanto in medicina del lavoro, ma poi soprattutto il medico non esce mai, salvo situazioni che richieste dal magistrato. Il medico fa la valutazione di seconda istanza e quindi ha dei compiti completamente diversi dal tecnico. Tutti nel Dipartimento di Prevenzione fanno ispezioni di vario livello e chi ha quel quid economico in più legato per norma chiaramente allo SPISA, e quindi il fatto di creare una rotazione si amplia ovviamente il parterre di persone che naturalmente fanno quel lavoro e che è giusto che abbiano anche loro quel quid economico, quota parte di quid economico che hanno prettamente solo i lavoratori dello SPISA. Intanto l'ULSS 2 ha vinto il premio Forum Sanità 2025 nella categoria prevenzione con il progetto One Health, realizzato in collaborazione con il Treviso Comic Book Festival, che usa fumetti e social per parlare ai giovani di salute e prevenzione. Ideato dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico con i Dipartimenti di Prevenzione e Dipendenze, il profilo Instagram ha superato in un anno 600.000 visualizzazioni, coinvolgendo i ragazzi in un dialogo diretto e innovativo sulla salute pubblica. Tanti i temi toccati, dal body shaming al binge drinking, dal fumo all'ansia scolastica fino alle relazioni tossiche. A proposito di relazioni tossiche, sono quelle che poi portano alla violenza di genere e le vittime sono nella quasi totalità le donne. E allora la Questura vuole tenere alti i riflettori sulla lotta alla violenza di genere, lo fa anche con una corsa che si correrà domenica 16 da Treviso, proprio da Treviso, e che si chiama We Run for Women. Corriamo con la Polizia di Stato per fermare la violenza contro le donne.
La quarta edizione, questa edizione sarà svolta a Treviso e la metafora della corsa rappresenta davvero tutto l'impegno che dobbiamo mettere nella lotta alla violenza contro le donne, perché tutti insieme, ecco, la rete e quindi poliziotti, vari professionisti, amministratori comunali, correremo 3 o 7 chilometri per raggiungere l'obiettivo. Il nostro obiettivo vuole essere la prevenzione, arrivare prima che sia troppo tardi e arrivare prima di subito. Combattere la violenza di genere anche con una corsa che simboleggia quella contro il male da estirpare, perché ancora troppe donne perdono la vita per mano di uomini maltrattanti, incapaci di accettare i loro rifiuti. Lo sport è un linguaggio universale di unione e rispetto di valori. Correre insieme, quindi, cittadini e istituzioni, non potrà che unire ancora di più verso l'obiettivo finale. E siamo perfettamente consapevoli che il fenomeno della violenza di genere si può sconfiggere soltanto con l'aiuto di tutti. Vogliamo responsabilizzare i cittadini ad avere un ruolo attivo per aiutare tutte le donne che subiscono problemi di questo tipo ad uscire dal tunnel. Una manifestazione nazionale per la prima volta a Treviso dopo Savona, Monza e Torino, che partirà ed arriverà in Piazza dei Signori con percorsi da 3 e 7 chilometri, naturalmente non competitiva, che si svolgerà poco prima del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999. Alla partenza anche l'atleta olimpica Elisa Molinarolo, vittima di body shaming durante le Olimpiadi, e insieme anche il commercio trevigiano di Veneto Imprese Unite metterà scarpette rosse in vetrina e dedicherà una scontistica. E quando siamo stati invitati a collaborare ci siamo sentiti lusingati di essere presenti in questa manifestazione che è veramente importante. Iscrizione aperta in varie modalità, online ma anche in modo fisico nei vari negozi, grazie all'organizzazione di Treviso Atletica. Noi siamo la prima società in provincia, la terza in Veneto e la 20ª in Italia, anche essere impegnato a livello sociale dando un contributo forte a delle cose come Treviso in Rosa, come l'Advar e come adesso con la Polizia di Stato per la violenza sulle donne mi riempie d'orgoglio. È lavoro ma è straordinariamente importante. Adesso andiamo nel Bellunese. Per parlare di Olimpiadi Milano-Cortina, proprio mentre oggi a Verona si è tenuta la cerimonia per presentare quello che sarà appunto l'evento per presentare la cerimonia di chiusura a Verona dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, il Comune di Cortina ha attivato la piattaforma digitale dedicata al rilascio dei pass residenti per l'evento olimpico. Da domani 7 novembre il servizio sarà pienamente operativo e accessibile a tutta la cittadinanza. I cittadini di Cortina potranno richiedere i pass online e successivamente ritirarli negli uffici della Fondazione Cortina. Residenti e proprietari di seconde case potranno inoltre acquistare in prelazione i biglietti per assistere ai Giochi Olimpici. Martedì prossimo, un giorno prima della riapertura ufficiale delle vendite, gli interessati potranno accedere alla piattaforma di Fondazione Cortina con un link riservato e un codice personale che potrà essere ritirato l'8 e 11 novembre a Casa Fondazione Cortina in via Roma. Dunque prosegue anche da questo punto di vista importante il percorso verso Milano Cortina 2026, un altro percorso completamente diverso perché parla di pace, quello che ha toccato oggi anche il bellunese. La Carovana della Pace è un attraversamento di quasi tutte le province italiane, partiti a Palermo il 2 di settembre, arriveremo a Strasburgo all'Assemblea plenaria del Parlamento europeo il 15 dicembre. Partita da Palermo, ha fatto tappa oggi a Longarone, dopo Venezia, Padova e Monselice, prima di fare rotta in Veneto verso Verona, dove sarà la prossima settimana prima di arrivare il 18 dicembre a Strasburgo. Promossa dalle ACLI, vuole creare un legame tra impegno sociale, dignità del lavoro e cultura della non violenza. La ragione principale è quella di promuovere una cultura della pace e soprattutto raccogliere la testimonianza, la narrazione, il racconto di un'Italia del lavoro e della socialità che costruisce la pace tutti i giorni. Contro la guerra, quella combattuta con le armi, ma anche contro ogni forma di tensione o conflitto sociale. E proprio in Veneto la Carovana ha vissuto un incontro che li ha toccati. E abbiamo incontrato realtà davvero molto significative. Per esempio
Ieri eravamo a Padova e abbiamo visitato le cucine di Padova. Sono una realtà straordinaria dove da un punto di vista cristiano, per me, noi lì abbiamo incontrato Gesù e persone volontarie, 200 e passa volontari che accolgono delle persone fragilissime in condizioni davvero disastrose e cercano di rimetterli in cammino. Il bilancio di Arredamont, che ha chiuso con 27.000 visitatori, dato in linea con la scorsa edizione, confermandosi punto di riferimento per l'arredo e il design legati all'ambiente montano, ma anche luogo di incontro, di confronto per l'intero comparto del legno. La forza della rassegna da sempre risiede nella capacità di valorizzare il saper fare artigiano. Ora lo sguardo è rivolto all'appuntamento che chiude la stagione fieristica dal 30 novembre al 2 dicembre. I padiglioni della Fiera di Longarone si animeranno di nuovo con il format della mostra internazionale del gelato MIG Experience 2025, che metterà al centro futura innovazione e cultura del gelato. Un capitolo dalle finalità benefiche per il presidente di Confcommercio Belluno Dolomiti Paolo Doglioni, ma è un capitolo che riguarda proprio un libro. Jacques Le Goff, tra i massimi storici del Medioevo, la definisce la prima vera femminista, e l'osservazione della quotidianità vissuta da Matilde di Canossa, sulla quale si è scritto molto, lo ha confermato a Paolo Doglioni, che con la sua ricerca storica non cattedratica di facile lettura per un grande pubblico ne ha indagato la vita. In un mondo in cui la donna non contava niente, nel Medioevo la donna serviva per generare figli, ma era sotto la volontà di un maschio di famiglia. Lei no, lei diventa la gestrice del potere in mezza Italia. Matilde combatte contro imperatori per aiutare i papi del tempo nella lotta che in quel tempo c'era tra papato e impero. Alla fine lei riesce a vincere e dà un esempio bellissimo di che cosa può fare una donna, delle capacità di una donna anche nella sofferenza. Un esempio reale, concreto di resilienza. Sicuramente. E poi un'altra cosa, il parallelismo impressionante fra 1000 anni fa, perché circa sono 1000 anni da quando viveva Matilde ad oggi, e i giorni d'oggi. Le falsità, le guerre, le sofferenze agli altri gratuite, per cercare un potere che poi alla fine è un potere di poco conto. Firma la prefazione del libro il vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, e come in un fil rouge che lega tutte le pubblicazioni di Doglioni, anche questa volta è importante segnalare la finalità solidale e di beneficenza. Questa volta ho privilegiato la Caritas diocesana per fare dei pacchi alimentari per Natale per le famiglie bisognose. È un momento difficile, la gente fa fatica ad arrivare a fine mese, allora cerchiamo di aiutare queste persone. Nel mio piccolo abbiamo già predisposto oltre 200 pacchi che verranno distribuiti proprio con il ricavato di questo libro. C'è un appuntamento imperdibile su Antenna 3 da domani e per tutti i venerdì a partire da domani alle 13:30 e alle 20:10, e riguarda la grande mostra evento a Santa Caterina da Picasso a Van Gogh, storie di pittura dall'astrazione all'impressionismo. Il curatore Marco Goldin infatti racconterà con delle brevi pillole dalle 13:30 e alle 20:10 di ogni venerdì la storia dietro i capolavori in mostra a Santa Caterina. Dunque lo ricorderemo anche nei prossimi giorni. Ogni venerdì a partire da domani alle 13:30 dopo la prima edizione e alle 20:10 dopo il telegiornale di Treviso, Marco Goldin racconta ogni venerdì uno dei capolavori che si troveranno appunto in mostra a Santa Caterina. Appuntamento da non perdere, vi lascio al meteo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.